Emiliano Galati, segretario regionale della FELSA CISL del Veneto, quali sono le misure a favore dei lavoratori autonomi contenute nel decreto rilancio? Il decreto rilancio ha introdotto una serie di misure, tra le principali sicuramente il mantenimento del congedo parentale ed è esteso per la misura complessiva di 30 giorni ed è ottenibile fino al 31 luglio del 2020 ed è rivolto, prima volta anche questo nella storia del diritto del lavoro in Italia, alle collaboratori coordinati continuativi e alle partite IVA e sarà pari alla metà del fatturato di questi soggetti. Una seconda misura, a nostro modo di vedere, molto importante, anche qui una figura lavorativa poco considerata, sono i cosiddetti collaboratori coordinati e continuativi. Per queste figure che sono in disoccupazione, si chiama DISCOL, sarà prolungata di 2 mesi la durata della loro disoccupazione a patto che la suddetta disoccupazione finisca tra il 1° di marzo e il 30 di aprile. Infine vengono nuovamente estesi i bonus per 2 figure di lavoratori autonomi. I collaboratori sportivi, cioè tutti quelli che afferiscono all'area del CONI e alle associazioni sportive dilettantistiche, per cui si vedranno recapitare 600 euro per il mese di aprile e 600 euro per il successivo mese. Quindi complessivamente con il precedente decreto marzo siamo a 1.800 euro. Infine, per i professionisti viene esteso anche qui per altre 2 mensilità il bonus dei 600 euro. Ci sarà una particolarità per quei professionisti che superano i 35.000 euro di fatturato, dovranno dimostrare con un'autocertificazione una riduzione del loro introito del 33% appunto delle loro entrate. Tutte queste misure in realtà sono solo una parte di tutta una serie di misure come l'accesso al credito ed altre situazioni di agevolazione derivate agli affitti per i lavoratori autonomi che potranno essere approfondite tramite appuntamento con gli operatori della FELSA sparsi nelle uste CISL del Veneto attraverso un appuntamento telefonico ovviamente.